Carrozzieri e meccanici auto. Sono queste le due figure professionali che nascono al Centro Servizi Formativi di Longarone, struttura di ENAIP Veneto che costituisce una presenza storica nel bellunese. Si tratta di due figure molto richieste nel mondo del lavoro locale, come testimoniano le costanti necessità delle diverse aziende del settore presenti sul territorio. Ad illustrare l'offerta formativa della sede ENAIP di Longarone è il responsabile, Graziano Sadocco. La scuola di ENAIP Veneto di Longarone è un centro di formazione professionale storico appunto per quanto riguarda il settore dell'autoriparazione, che è molto rinomato. Il 90% dei meccanici autoriparatori della provincia esce da questa scuola. Offre inoltre un corso di carrozzeria da 2 anni a questa parte, molto apprezzato e anche frequentato dai ragazzi. Il corso di carrozzeria anche qui copre quella che è un'esigenza della provincia di avere questa figura professionale che non sempre è di facile reperibilità. Il nostro centro è organizzato con la mensa, è organizzato con periodi anche pomeridiani di scuola. I ragazzi studiano da lunedì al sabato e con 2 rientri circa, 2 o 3 rientri alla settimana. Alla fine del percorso formativo, che dura 3 anni, e dopo la scuola media, il ragazzo può ottenere il diploma di qualifica che vale in tutto il territorio nazionale e europeo. Per chi desidera poi può frequentare anche il 4° e 5° anno con un esame integrativo di passaggio alla scuola statale. Costante è l'attenzione del Centro Servizi Formativi di Longarone alle nuove tecnologie che costituiscono una sfida importante nel formare le professionalità del futuro. L'innovazione è un punto fermo per ENAIP Veneto. La nostra scuola sta sviluppando anche dei progetti mirati all'auto elettrica ibrida e che vuol dire in questi ultimi anni sta riscuotendo molto interesse e molto successo. Quindi stiamo già guardando avanti oltre la meccanica, stiamo guardando verso l'auto elettrica, abbiamo dei progetti fatti con la Piaggio e con la provincia che ci permettono di avere proprio delle auto elettriche in laboratorio per le varie formazioni dei ragazzi e i ragazzi proprio all'interno del loro percorso fanno dei moduli inerenti a questo particolare settore che sta diventando sicuramente il settore del futuro. Il centro di ENAIP di Longarone ha circa un centinaio di studenti, 100-110 studenti, che vengono un po' da tutta la provincia. Siamo in una posizione favorevole, centrale, quindi noi abbiamo ragazzi che vengono da Sappada, quanto da Fonzaso, quanto da Lagordino e dall'Alpago. Loro agevolmente riescono ad arrivare a scuola grazie anche a degli orari studiati apposta per loro dalla Dolomiti Bus e dai mezzi pubblici che fanno in modo che il ragazzo possa venire qui. Tant'è che di fatti abbiamo l'orario fatto apposta affinché il ragazzo venga dalle 8:30 di mattina alle 12:30 di pomeriggio e poi 2 pomeriggi fanno i rientri, normalmente il martedì e il giovedì. Laboratori attrezzati per attività di formazione professionale, laboratori informatici, stage in azienda. Il Centro Servizi Formativi di Longarone offre una formazione a 360 gradi che consente fin da subito agli studenti un confronto diretto con la professione. Il corso per meccanici ed auto qui a Longarone è triennale, quindi ci vogliono 3 anni per diventare meccanici auto. Dal 2° anno i ragazzi vanno per un periodo in azienda
con lo stage, 160 ore in seconda, quindi un mese, e questo diventa poi di 240 ore per quanto riguarda il terzo anno. Dal punto di vista della didattica, l'ENAIP da alcuni anni lavora attraverso le competenze, quindi non ci sono più le cosiddette materie tradizionali come italiano, storia, matematica, eccetera, ma al posto di queste diciture sono stati inseriti delle competenze, quindi delle cose che un ragazzo deve imparare a fare e che alla fine caratterizzano poi tutto il percorso formativo. Sempre per i meccanici del terzo anno è previsto l'esame di qualifica finale che abilita i ragazzi ad entrare nel mondo del lavoro. A dir la verità, questo mondo del lavoro iniziano a conoscerlo molto prima, come dicevo prima, attraverso lo stage del secondo anno e del terzo anno. Che cosa vanno a fare i ragazzi alla fine del terzo anno? Diventano dei meccanici auto, vale a dire sono delle persone in grado di garantire tutta una serie di lavorazioni in officina meccanica. È ovvio che l'esperienza e le capacità di ciascuno fanno la differenza, ma molti dei nostri ex allievi, oltre che a diventare dei bravi meccanici, si sono anche aperti delle officine e quindi si sono messi in proprio. E quindi spesso noi mandiamo i nostri ragazzi proprio in queste officine dove ci sono dei nostri ex allievi. Per venire incontro alle esigenze formative delle aziende, in particolare le carrozzerie del Bellunese, l'ENAIP Veneto da 3 anni ha iniziato a tenere un corso per carrozzieri d'auto. È una qualifica nuova, nel senso che anche per noi di ENAIP sono i primi 3 anni e quindi anche per noi è stata una riscoperta di un mestiere molto difficile, molto complesso, ma anche molto gratificante. Per cui quest'anno usciranno i primi 15 ragazzi qualificati nel settore della carrozzeria. Anche qui il lavoro che imparano a fare qui dentro viene poi sperimentato durante lo stage e quindi i nostri ragazzi si sono inseriti nelle varie carrozzerie del territorio per fare le loro esperienze di stage, che non è altro che un affiancare i dipendenti dell'azienda, rubare con l'occhio il mestiere e imparare il più possibile quello che è e conoscere il clima aziendale, cioè il clima che si respira all'interno di una officina di carrozzeria. Questi ragazzi, diciamo che attualmente alcuni hanno già anche trovato occupazione, proprio perché il corso che viene tenuto da noi è il primo di questa serie e quindi le aziende, quelli più bravi, se li sono già un po' accaparati.